Oggi abbiamo vissuto un bellissimo momento a conclusione di un lungo percorso di un progetto PON, No al bullismo, sì all'amicizia, con un seminario che è stato anche sponsorizzato dal Rotary, dove sono stati presenti avvocati della Cassazione, neuropsichiatri, la scrittrice su cui i ragazzi hanno lavorato e hanno preso spunto Maria Piabasso e naturalmente alla presenza dei ragazzi della scuola media, di prima, seconda e terza media, ma anche di genitori. Il messaggio è che la scuola è un'agenzia educativa importantissima, perché tanti degli eventi di bullismo e di cyberbullismo si realizzano e nascono e si rafforzano nella scuola e quindi insieme con i genitori e i ragazzi principalmente bisogna sensibilizzare, far conoscere e poi naturalmente agire. Noi come scuola abbiamo formato un'equipe che ha coinvolto tutto il personale scolastico, dai collaboratori scolastici ai docenti, alla dirigenza, alla segreteria, e ci siamo aiutati con la piattaforma di Generazioni Connesse ed è stata realizzata una e-polis, quindi un documento, uno strumento che permette di rilevare in tempo casi di malessere dei ragazzi, di bullismo, e di poter intervenire a qualsiasi livello, dal micro al macro. E quindi sono felice che oggi questi messaggi siano passati a tutti coinvolti, ragazzi, genitori, insegnanti, e che questo lavoro possa avere dei risultati e delle ricadute positive con la diminuzione, ecco, dei casi di bullismo che purtroppo esistono nella scuola.